Ringraziamo il Signore per aver pregato insieme a Maria, a tutti giunga la nostra benedizione, per la mia e quella di Don Gianpiero, Padre Pietro, la salute della Madonna e della via. Auguriamo alla prossima processione della Vergine Maria, ci troveremo a Badia il giorno 14 agosto per contemplare Maria assunta in cielo. Una buona serata, auguri ancora. Facciamo la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Volevo dirvi che prima del 14 agosto, il 13 pomeriggio avremo le reliquie di Santa Faustina Kowalska, la apostola della Divina Misericordia. Saranno date poi le indicazioni per accogliere e accompagnare. Sarà la Badia per alcune ore e sarà la giornata della Divina Misericordia. Quindi tanti piccoli appuntamenti. Ora mentre il vostro parroco incensa la statua della Madonna, noi in silenzio accompagniamo questo gesto mettendo ai piedi della Madonna le nostre preghiere, le nostre speranze, le nostre disperazioni, mettendogli ammalati ai piedi della Madonna e possa salire come incenso al trono di Dio la nostra preghiera. Spegniamo le candele e vi invito a fare come se in chiesa non ci fosse nessuno, solo il profumo dell'incenso che sale a Dio. Per tutte le nostre intenzioni, quelle che abbiamo nel cuore, per tutte le famiglie in difficoltà, gli ammalati, per Antonio, quel ragazzo che stiamo accompagnando da tanto tempo che è a Roma, e per altri, tutti mettiamo nel cuore di Maria, che lo deponga con le sue mani amorose nel cuore di Dio. E per l'intercessione anche del beato Francesco Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, sempre, nei secoli dei secoli. E a lui, a Don Francesco, che è stata la prima processione che ha fatto.
pensavo che ero tirati. Pensavo che mi scapolare sulle prime piedi. Anche che mi sono introdotti. Non manca.